La sperimentazione delle stanze dell'amore dovrebbe iniziare lunedì nel carcere Due Palazzi di Padova, una stanza destinata all'intimità del detenuto con la propria compagna o moglie nel rispetto della privacy, una stanza adiacente a quella dei colloqui con un letto e un bagno. Di questa opportunità per i detenuti si discute da tempo ed ora dovrebbe concretizzarsi. Il progetto era stato lanciato infatti l'anno scorso tramite diverse associazioni padovane di volontari che lavorano con i reclusi a Padova. Si era fatta portavoce proprio l'associazione Ristretti Orizzonti, ma il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari si era opposto. La nuova direttrice del Due Palazzi pare invece abbia accolto la proposta della stanza che era stata pensata dopo la richiesta di 3 detenuti al magistrato di sorveglianza. Per il sindacato di polizia penitenziaria SAPPE però questa decisione potrebbe portare a situazioni pericolose e al rischio di far entrare nel penitenziario droga o cellulari. Noi siamo molto preoccupati perché è un servizio nuovo, molto delicato, come delicato sono i servizi, per esempio i colloqui visivi, dove presentano molti problemi e difficoltà organizzativi. Questo è un colloquio riservato, quindi non può essere seguito ovviamente da una telecamera o comunque da controlli visivi, e non abbiamo nessun tipo di nuova attrezzatura che permette di approfondire i controlli che vengono fatti all'ingresso.